Le ultime 24 ore hanno visto i vigili del fuoco del Veneto impegnati a fronteggiare gli eventi disastrosi del maltempo che si è abbattuto sulla regione. Numerose richieste di soccorso sono giunte alle sale operative del 115, riguardanti situazioni di pericolo come rami caduti, alberi abbattuti e danni causati dal vento e dalla grandine. È importante sottolineare che non si sono registrati danni alle persone. Per far fronte all'emergenza, per supportare il Comando di Venezia, particolarmente colpito dalla situazione critica soprattutto nella zona di Portogruaro, sono state inviate squadre aggiuntive provenienti dai comandi di Verona, Rovigo e Padova. A Venezia in particolare sono state ricevute oltre 150 chiamate alla sala operativa del 115 per segnalare cadute di rami, alberi e pali, con la maggior parte delle richieste provenienti da Portogruaro e Fossalta di Portogruaro. Numerosi interventi sono stati effettuati anche in altre località come Raclea, San Michele al Tagliamento, Martellago, San Stino di Livenza, Annone Veneto, Mirano e Scorzè. Nella provincia di Treviso sono state registrate più di 140 chiamate di soccorso riguardanti situazioni di pericolo simili, con rami, pali e piante abbattute. Finora sono stati effettuati più di 50 interventi, mentre gli altri casi sono ancora in fase di verifica e di esecuzione. Le zone più interessate includono Treviso, Cimadolmo, Salgareda, Susegana e Arcade. Anche nella provincia di Vicenza il temporale che si è abbattuto violento ha causato danni significativi. Sono state ricevute oltre 60 chiamate di emergenza, con 50 situazioni già risolte. Gli interventi sono stati necessari per riparare i danni causati dal vento e dalla grandine, nonché per rimuovere piante e rami pericolanti in tutta la provincia. In particolare nel capoluogo vicentino un grande albero è stato sradicato e si è appoggiato sulla copertura di un condominio, creando ulteriori rischi. Nonostante le difficoltà, i vigili del fuoco continuano a lavorare instaccabilmente per rimuovere alberi battuti e altri elementi pericolanti, per mettere in sicurezza le coperture danneggiate e ripristinare la sicurezza nella regione. Le operazioni di soccorso quotidiano sono fondamentali per garantire la protezione dei cittadini e il ritorno alla normalità dopo l'evento calamitoso. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. A Sottomarina la presenza massiccia di turisti pendolari e stanziali durante l'estate ha portato l'amministrazione Armelao ad aprire ex novo il parcheggio Boemia nei pressi del lungomare Adriatico con accesso all'incrocio con Viale Ionio. Il parcheggio, che può ospitare fino a 150 vetture, è già fruibile con un costo di 1,50 € all'ora e tariffe giornaliere di 5 € dal lunedì al venerdì e 6 € il sabato e la domenica. Sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 21 e dopo tale orario sarà libero. Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, ha sottolineato l'importanza di fornire un servizio ai turisti e di evitare il parcheggio selvaggio che può arrecare danni ai residenti. L'assessore ai lavori pubblici, Angelo Mancin, ha dichiarato che il ripristino del parcheggio è stato laborioso, ma si è soddisfatti di averlo reso fruibile grazie alla collaborazione con SST e col suo amministratore unico Vincenzo Viapiano. Si sta ora cercando una convenzione con le strutture di ricezione turistica nei pressi in modo che possano fornire il servizio di parcheggio alla propria clientela. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Si sta aprendo presso l'ospedale di Dolo un nuovo reparto di neuropsichiatria infantile che andrà a servire i 4 distretti della US 3 Serenissima, incluso quindi quello di Chioggia. Si pone una grande attenzione ai problemi nelle sfere neurologiche e psichiatriche infantili, che in alcuni casi sono state acuite ed evidenziate nel periodo post-Covid, a seguito dei lockdown, delle chiusure delle scuole e dei luoghi di aggregazione. La misura messa in atto per proteggere la popolazione dal contagio ha colpito
subito soprattutto la fascia di età adolescenziale, quella che ha una maggior necessità di relazionarsi con i propri pari, moltiplicando le fragilità di alcuni e costringendo le famiglie a convivenze che spesso hanno moltiplicato le difficoltà relazionali all'interno delle mura domestiche. Si è visto quindi l'aumento di circa il 30% degli accessi ai pronto soccorso in condizioni di agitazione psicomotoria dovuta a stati d'ansia, ma il dato più grave apparso è l'aumento di circa il 40% di tentativi di suicidio riconducibili a una patologia psichiatrica. È diventata quindi urgente la necessità di fornire un'assistenza adeguata a queste problematiche. Si è cominciato quindi a parlare con concretezza del progetto a giugno del 2021. Lunedì 17 luglio cominceranno i lavori di ristrutturazione al monoblocco dell'ospedale di Dolo per ottenere un reparto di circa 500 metri quadri in cui saranno ricavate 3 stanze, 2 doppie e 2 singole per un totale di 6 letti, un numero ritenuto sufficiente per i casi complessi provenienti dai 4 distretti dell'US 3 Serenissima. I lavori, che costeranno alla Regione Veneto poco più di 592.000 euro, interessano principalmente l'impiantistica, ma si è dovuto tenere un occhio di riguardo a infissi, porte, termosifoni e arredi che sono stati pensati tenendo in considerazione la violenza delle crisi che possono colpire in maniera imprevedibile i giovani affetti da problematiche neuropsichiatriche. Il reparto è nuovo in tutti i sensi, come struttura e come personale, che a tutti i livelli deve essere formato per essere in grado di affrontare e gestire momenti di crisi che possono esplodere in fenomeni di marcata aggressività, con il rischio di procurare a se stessi e agli operatori lesioni. Il personale che farà capo alla dottoressa Cappellari sarà scelto tra personale già in forza alla struttura ospedaliera o da un reclutamento esterno. Qualunque operatore dovrà avere quindi adeguate competenze di gestione e dovrà tenersi a studiate procedure operative interne e a protocolli trasversali, con altre unità quali psichiatria e pediatria. Un lavoro di concerto che mette in forza più competenze per la gestione di ogni singolo caso, tenendo conto che quando i pazienti sono così giovani, al loro fianco c'è una famiglia con cui è necessario condividere ogni passo che va fatto. In alcuni casi alla patologia neuropsichiatrica si vanno a sommare altre problematiche, quali ritardi mentali o di disabilità educativa, e il tutto deve essere affrontato con metodologia, mettendo anche in atto pratiche di contenimento, quali quelle farmacologiche o di altra natura, che può essere di carattere verbale e non. La consegna dei lavori è prevista per il 13 novembre. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Si è svolto ieri al Centro Storia un interessante incontro organizzato dalla ASL 3 Serenissima per quanto riguarda l'attenzione dei bambini per cercare che non si trovano nel problema dell'obesità. L'incontro è stato, i relatori ci sono il primario di pediatria, dottor Andrea Cattarozzi, e il primario di fisiatria, dottor Carlo Albertin. L'incontro è stato veramente interessante, hanno partecipato anche mamme e bambini e proprio c'è l'intervento del dottor Andrea Cattarozzi che ha proprio veramente attirato l'attenzione dei bambini e in modo proprio molto, molto significativo, molto, molto interessante, molto partecipativo in pratica. È riuscito proprio a coinvolgere i bambini, quindi invitiamo veramente a guardare l'intervento appunto del dottore che trovate nel link in descrizione. Poi i bambini sono stati portati, c'erano anche altri assistenti e li hanno portati a giocare, quindi hanno fatto un'attività ricreativa proprio sempre lì nella spiaggia, che c'è un angolo della storia ad hoc molto bello. Ci sarà un altro incontro, ci avevano anche detto la data e non ce l'abbiamo segnata, non ci hanno risposto in questo momento, e quindi nel testo sicuramente metteremo la data del prossimo incontro che ci sarà sempre sulla spiaggia nel contesto appunto dell'estate sicura e che l'ASL 3 Serenissima da anni sta seguendo per quanto riguarda si approfitta un po' della bella stagione per andare nelle spiagge, incontrare famiglie, mamme, bambini e per spiegare
le pratiche per la disostruzione, piuttosto appunto questa che è una cosa veramente importante, perché veramente sono tanti i bambini che tendono a diventare obesi, e poi un problema che si porta dopo l'adolescenza e poi si porta anche più avanti in età adulta. Poi tra l'altro durante il periodo dell'adolescenza soprattutto i bambini e le bambine obese hanno tutta un'altra serie di difficoltà, e quindi seguire questi interventi ci sembra particolarmente importante per i genitori che hanno bambini piccoli. All'84esima Sagra del Pesce di Chioggia al Vecchio Cason, piatti cucinati al momento e serviti al tavolo, garantita la freschezza e l'autenticità in un'esperienza unica. Prenota al 320-272-6612 e assicurati un posto nel nostro accogliente e straordinario stand. Ti aspettiamo! Ieri sera è approdata ad Albarella la 18ª tappa del Festival itinerante della Milanesiana. L'iniziativa culturale, giunta quest'anno alla 24esima edizione, è diretta da Elisabetta Sgarbi, un'occasione in cui Federica Pellegrini, la divina del nuoto, ha dialogato con Elena Stancanelli, una delle più importanti scrittrici italiane, per presentare Oro, il libro di Federica Pellegrini, scritto con Elena Stancanelli e pubblicato dalla Nave di Teseo e più volte stampato. Un libro autobiografico della grande nuotatrice italiana, in cui Federica parla della sua attività agonistica, delle Olimpiadi di Tokyo 2020-2021 e si racconta con una autenticità straordinaria. Racconta il suo nuoto, i suoi sacrifici, le sue imprese, le sue cadute, i suoi dolori e le sue rivincite e anche i suoi amori. A fare gli onori di casa ad Albarella Emma Marcegaglia, che ha definito la più grande nuotatrice italiana come un patrimonio nazionale, ma nello stesso tempo una ragazza semplice che ama divertirsi e ama la sua famiglia. Federica, ha detto Emma Marcegaglia, ha messo in evidenza alcuni momenti difficili della sua vita e da questi momenti difficili è rinata più forte. Federica è un modello per atleti, per noi e le giovani ragazze, e la sua storia ci dà 3 insegnamenti, prosegue Marcegaglia. Il primo insegnamento è che per fare cose straordinarie serve talento, ma serve tanto sacrificio. Il secondo insegnamento è che per fare cose straordinarie bisogna imparare dai momenti difficili, dai quali appunto si diventa ancora più forte. E il terzo insegnamento è la grande forza di Federica, una forza che l'atleta veneta ha trovato nei valori, nella famiglia, nei suoi amici e amiche e anche nelle radici che sente molto forte. A presenziare all'evento anche il sindaco di Rosolina Michele Grossato. La serata si è conclusa con il firmacopia dei libri tra la campionessa di nuoto e le tante persone presenti, tra queste tante bambine e ragazzine.